Il blogger Bloomer andrebbe arrestato e preso a calci. La proposta della vendita del Klimt, una provocazione a tutela del progetto del Bosco dello Sport. L'assessore Boraso risponde alle polemiche. Personale delle Poste del Veneto in sciopero con manifestazione davanti a Palazzo Ferrofini a Venezia, indetta dalla CGIL, ma anche il personale a rischio, i servizi al cittadino. Saranno celebrati sabato pomeriggio prossimo, 15 aprile, a Chirignago i funerali di Kevin Erizzo, il 26enne che ha perso la vita in sella alla sua moto nel giorno di Pasqua. Bimbo di 2 anni di Caorle ferito a Mota di Livenza, parla il pediatra di Pordenone che gli ha prestato i primi aiuti. L'ho soccorso come se fosse uno dei miei figli. Razzia Veritas nella sede di via Ceverniano a Mestre, il giorno di Pasqua, presi di mira 12 veicoli a benzina risultati privi del catalizzatore della marmitta di scarico tagliato con il flessibile. Sono oltre 250.000 le presenze registrate a Venezia nel fine settimana pasquale, pienone anche sul litorale veneziano, in particolare a Jesolo. Oggi 11 aprile ricorre la giornata nazionale del mare per essere cittadini esemplari, spiega l'ammiraglio Pellizzari, comandante della Capitaneria di Porto di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna in prima serata con Ferdinando Avarino. Scontro Lega Fratelli d'Italia, più posti per i meloniani in regione. Il tema è di strettissima attualità. Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Avarino. Tra gli ospiti, tra l'altro, di Ring anche il blogger Federico Bloomer, contro cui si è scagliato oggi l'assessore Boraso, che è tornato poi sulla polemica del Klimt. Una grande provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello del Bosco dello Sport, cioè la città di Venezia non può rinunciare a questo grande progetto. Così l'assessore Boraso, dopo aver proposto giovedì scorso la vendita dalla Giuditta del Klimt, base d'asta più di 150 milioni di euro, nell'eventualità Bruxelles decidesse di non finanziare con i fondi del PNRR il Bosco dello Sport, del valore di oltre 300 milioni di euro, con la costruzione di uno stadio e di un palasport, contro il quale c'è un ricorso al TAR di Italia Nostra. Con Pesce d'Aprile è comunque un'ipotesi che lei sta valutando insieme al sindaco, naturalmente. È una fortissima provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello che questa città di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro, l'intera amministrazione e il Consiglio Comunale non vuole rinunciare a questo grande intervento del Bosco dello Sport, che ricordo essere la più grande operazione urbanistica e sportiva di massima sostenibilità. Vero è che se della Giuditta si è fatta una grande promozione, attendendo ora il suo rientro a Venezia da Rovereto, dove è stata data in prestito per una mostra della provincia autonoma, l'altra grande attesa è quella prevista in settimana, quando Bruxelles scioglierà le sue riserve sullo stanziamento dei citati fondi. Che sono convinto che il governo, che Luigi Brugnaro ha incontrato con tutta la struttura settimana scorsa, prima di Pasqua, saprà dare delle risposte. E da un'opera ad un'altra, con Venezia città museo cielo aperto, in questi giorni presidiata speciale da numerose forze di polizia, sebbene invisibile agli occhi dei più, spiega Boraso, dopo l'incitamento del blogger Bloomer di versare vernici su Palazzo Ducale contro la gestione mercificatoria della città delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. Sull'influencer, per questo indagato dalla Procura di Venezia, l'assessore è lapidario. Questo è un personaggio che al di là dell'indagine deve aver preso a calci in culo. Sì, lo dico, a calci un personaggio del genere, oltre che ad essere arrestato, perché in un altro paese civile un personaggio del genere andrebbe arrestato, andrebbe essere preso a calci in culo. Toni molto forti, ma il dibattito si è esteso a livello nazionale. Super multe per vandali e imbrattatori, una proposta di legge che la Lega aveva depositato a novembre. Siete d'accordo? Lo scrive su Twitter il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento a una proposta al DDL che è in discussione.
Parliamo adesso di servizi al cittadino. Oggi la protesta del mondo delle poste, del personale delle poste a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. I disservizi per la popolazione sono la diretta conseguenza di una situazione aziendale ormai precaria. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso oltre il 25% di organico e questo si traduce in difficoltà nelle ferie, difficoltà nella formazione e per i cittadini in difficoltà nell'erogazione dei servizi. Per questo oggi i dipendenti di Poste Italiane del Veneto hanno incrociato le braccia e la CGIL, che ha indetto lo sciopero, ha organizzato una manifestazione davanti alla sede del Consiglio regionale a Venezia. Abbiamo una situazione occupazionale disastrosa, abbiamo molti uffici che sono aperti solo mezza giornata o 2 giorni a settimana, perché? Perché manca il personale. Allora noi diciamo che va bene fare le grandi proclami, ma in realtà se vogliamo che Poste, che sono un'interfaccia diretta con i cittadini, che è presidio del territorio, funzioni, servono assunzioni vere, non part-time, stabili, non precarie, perché altrimenti rischiamo che i cittadini si arrabbiano quando trovano l'ufficio chiuso e Poste Italiane continua a fare grandi utili, ma sta segando il ramo su cui è seduta, perché la vera forza di Poste è proprio la presenza radicata in tutto il nostro territorio veneto. Durante la manifestazione una delegazione ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Ciambetti insieme al consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello. Ci faremo carico di chiedere alla dirigenza veneta di Poste Italiane come mai appunto ci sono queste mancanze di organico e di servizi che invece devono vedere questa regione, che dal punto di vista produttivo è una delle più performanti in Italia, avere Poste Italiane che corre almeno alla pari di quanto ha bisogno il territorio veneto. La cronaca: saranno celebrati sabato pomeriggio i funerali di Kevin Erizzo, il 26enne di Chirignago che ha perso la vita in sella alla sua motocicletta nel giorno di Pasqua. Quel pranzo ora non ci sarà più. Sono queste alcune delle parole di Deborah Erizzo, sorella di Kevin, il 26enne di Chirignago, che nel pomeriggio di Pasqua ha perso la vita mentre tornava da un giro in Slovenia in sella alla sua moto. Non si sarebbe mai distratto, ha detto la sorella, era responsabile, neanche 10 minuti e sarebbe arrivato a casa, invece non tornerà più. Kevin era quasi in tangenziale per arrivare in via Miranese, quando giunto in zona aeroporto si è scontrato con un furgone della Brusutti di fronte alla rimessa della società in via Triestina, cadendo sull'asfalto. I funerali si svolgeranno sabato alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Chirignago. Si è spenta all'età di 102 anni nella sua casa di Mogliano Veneto Alessandrina Tamburini, fondatrice e presidentessa onoraria di San Marco Group, azienda di Marcona leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l'edilizia. Instancabile curiosità, intuito, perseveranza, etica e amore per il bello, questi sono stati i valori che hanno guidato Tamburini nella sua lunga esistenza. È stata fra le prime donne a laurearsi in scienze economiche e commerciali all'Università Ca' Foscari di Venezia. Parla Giorgio Cuffaro, il pediatra che per primo ha soccorso a Motta di Livenza il bambino di 2 anni residente a Caorle coinvolto nello schianto frontale fra 2 auto, riuscendo a far ripartire il suo battito. Diciamo che emotivamente sì, era un po' come avere mio figlio tra le mani, ecco. Il dottor Giorgio Cuffaro, pordenonese di 37 anni, è il pediatra che il giorno di Pasqua è arrivato a Motta di Livenza pochi istanti dopo lo schianto in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di Caorle di 2 anni. Solo per caso, insieme alla moglie e ai 5 figli, transitava lungo quella strada. Si era scordato il telefono all'ospedale di Conegliano, una delle strutture in cui opera da libero professionista. Quella giornata sono state una serie di coincidenze che per chi ci crede sono state veramente provvidenziali. Lo smartphone dimenticato, la decisione, tutt'altro che programmata, di andare a passeggiare al mare, la vasta esperienza, malgrado la giovane età, nei pronto soccorso pediatrici, l'ultimo aggiornamento proprio il 25 marzo. Quando è arrivato sul luogo dell'incidente, il bambino era ancora in braccio al papà. Ho fatto le valutazioni del caso e ho avviato la rianimazione cardiopolmonare col massaggio cardiaco e la ventilazione bocca a bocca. E quindi ho proseguito fino effettivamente all'arrivo dell'ambulanza. Il cuore ha ripreso a battere regolarmente, eventualità rara in queste circostanze, anche se le condizioni del piccolo restano gravissime per il violento trauma cranico subito. La famiglia ha contattato in queste ore il pediatra per dirgli grazie. Sì, senz'altro. Ma ci eravamo già
ci eravamo già intesi col papà lì, sia durante che dopo. Quando il bambino è partito in elicottero verso Padova, il giovane pediatra è risalito in auto dove l'aspettavano la moglie e i figli da 1 a 7 anni e la loro reazione. I bambini, abbiamo detto, hanno capito quello che hanno capito e mia moglie ha capito un po' di più e insomma l'emozione è enorme. Non sono cose da tutti i giorni, per fortuna. Cuffaro è un pediatra a gettone, figura questa che in base a un recente decreto tra qualche mese sparirà. E anche questa è una coincidenza da sommare alle altre. Nella speranza che il bambino si riprenda, questa vicenda, dice, porta con sé un messaggio importante. Si devono fare questi benedetti corsi di rianimazione. Cioè la popolazione deve essere formata, non deve essere un obbligo per legge per i lavoratori, per gli addetti al primo soccorso aziendale. Cioè non può succedere che un bambino faccia un incidente su una strada statale e nessuno faccia nulla. È inaccettabile. Un altro soffochi con la mozzarella in pizzeria, ma cioè siamo robe da preistoriche. Questo c'è da dire, secondo me, l'unica conclusione di questa faccenda. Questa è la testimonianza di Cuffaro raccolta dalla nostra Lina Paronetto. La cronaca ancora, razzia Veritas nella sede di via Caverniago a Mestre il giorno di Pasqua, presi di mira 12 veicoli a benzina risultati privi del catalizzatore della marmitta di scarico tagliato con il flessibile. Le spazzatrici erano custodite nell'area del parcheggio coperta dalle telecamere di videosorveglianza. I filmati sono già stati consegnati ai carabinieri che stanno indagando sull'episodio. La situazione è molto delicata, fanno sapere da Veritas, perché per la riparazione ci vorrà tempo e già da oggi si rischia di avere conseguenze nelle operazioni normali di pulizia. Come previsto il fine settimana il ponte pasquale da Venezia al litorale è stato un successo, boom di presenze. Sono oltre 250.000 le presenze registrate a Venezia nel fine settimana pasquale, 80.000 sabato, 65.000 domenica, 50.000 lunedì. Notevole la presenza degli stranieri, circa il 65%, con prevalenza di tedeschi 17,5%, inglesi 13,6%, spagnoli 11,5%, americani 11,4%, francesi 9,3%. I musei tra Ducale, Correrca, Pesaro e Storia Naturale hanno registrato 25.000 visitatori, senza contare gli albergatori che come previsto hanno raggiunto il tutto esaurito. Pienone anche sul litorale veneziano, Jesolo in primis, dove solo nel giorno di Pasquetta si stima siano arrivate circa 100.000 persone. Complessivamente dunque le festività si sono svolte senza intoppi. Una persona proprio nel pomeriggio di Pasquetta ha ricevuto una multa di 200 euro per aver bevuto alcol sulla spiaggia, in violazione al regolamento comunale che ne vieta il consumo su suolo pubblico. L'amministrazione comunale infatti in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza ha messo in campo un piano straordinario di controlli anche sugli autobus in arrivo nella zona di Piazza Mazzini e attività anche per verificare il rispetto del regolamento di polizia urbana. Siamo felici, ha commentato il sindaco De Zotti, che il primo banco di prova sia andato molto bene, ma ovviamente i risultati non sono definitivi. Dobbiamo tenere alta l'attenzione, ha concluso. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, oggi la giornata nazionale del mare e ovviamente Venezia con la sua laguna festeggia. Oggi la giornata nazionale del mare è un momento importante per ricordare a tutti noi quanto sia importante il mare e quanto lo dobbiamo rispettare. Ricorrenza che cade ogni 11 aprile da quando nel 2018 è stata istituita. Obiettivo: valorizzare il mare e Venezia in particolare, anche la sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità, con giornate culturali a tema in collaborazione con la Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Venezia è la città del mare per antonomasia, dove capitale mondiale della sostenibilità, concetto che si coniuga benissimo con il mare. Dobbiamo ricordarlo sempre, dobbiamo ricordare a tutti noi come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo vivere il mare, come dobbiamo vivere la laguna, soprattutto qua a Venezia che è un patrimonio fondamentale per tutti noi. Rispettare il mare e la sua laguna per essere cittadini del mare esemplari, ma quali le azioni e i comportamenti da mettere in atto?
valorizzando il patrimonio culturale, storico e letterario legato al mare, anche per diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni marinaresche e la conoscenza del mare, come da obiettivi proposti anche dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile. Volendo porre il mare al centro dell'attenzione di tutti i cittadini, l'elemento formativo è fondamentale. Quindi che cosa insegniamo? Quello che ho già detto, insegniamo a rispettare il mare e a comportarci come si deve in mare ed essere di esempio per gli altri. Il cantante Blanco avrebbe scelto Venezia come location per il video della sua nuova canzone. Lo si vede seduto in gondola mentre canta accompagnato alla chitarra da Michele Zocca, in arte Michelangelo, compositore e produttore di Brividi, la canzone che lo ha visto trionfare in coppia con Mahmood al Festival di Sanremo del 2022. Non ci sono conferme in merito, ma la location e i macchinari di scena a bordo fanno proprio pensare alla realizzazione di un videoclip. Ma non è l'unico VIP in giro per la laguna. L'attrice e sceneggiatrice britannica Emma Thompson, che risiede in città da circa 3 anni, ha addirittura trovato il tempo per una foto ricordo con lo staff del Conad nel sestiere Santa Croce, dopo essersi recata stamane a fare la spesa di persona proprio oggi, quindi nella giornata. Io non ho particolari aggiornamenti da darvi da Venezia, quindi tutto. Vi lascio le previsioni del tempo. Buona serata. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, una nuova perturbazione avanza verso l'Italia, tempo più variabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 12 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, in giornata sarà in prevalenza asciutto. Entro sera però tempo in peggioramento con qualche precipitazione via via più diffusa, localmente anche di moderata intensità nella notte. Temperature stazionarie minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto con occasionali schiarite in giornata, dalla tarda serata qualche debole pioggia. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto nuvoloso anche qui con graduale aumento delle precipitazioni a partire dalla serata. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 17-19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.